Il cantiere è pronto da un mese circa, ma i lavori, almeno apparentemente, non sono mai iniziati. Ed è la lamentela più diffusa da parte dei cosentini che si sono visti sbarrare la strada su una delle due corsie del Viale Parco Giacomo Mancini. Inevitabili disagi per gli automobilisti, le polemiche e le proteste di chi percorreva in due sensi di marcia l'arteria diventata in pochi anni una valvola di sfogo per il traffico cittadino e oggi impiega più tempo del solito per raggiungere varie zone della città. Effetti del cambiamento destinati ad affievolirsi con il tempo e con l'abitudine, ci è stato risposto nei giorni della chiusura della corsia dai vertici della Polizia Municipale, ma in questi giorni, probabilmente proprio a causa dello stand-by dei lavori, sui social abbondano i post con immagini di traffico a rilento corredate dai tempi di percorrenza. Dalla prossima settimana, perlomeno, con l'inizio dei lavori, la chiusura avrà un senso. Certo, fino a questo momento, non si è stati con le mani in mano, sono stati effettuati gli interventi prodromici all'esecuzione dei lavori per la creazione del Parco del Benessere, il frutto della trattativa tra Regione Calabria e Comune di Cosenza, fino a qualche tempo fa, su posizioni diametralmente opposte riguardo alla realizzazione dell'opera e, dal giugno 2017, con l'accordo di programma firmato insieme al Comune di Rende, sulla stessa linea, o meglio, sullo stesso binario. Non convergono sulle posizioni degli enti pubblici i comitati che hanno manifestato da subito la contrarietà allo smantellamento del Viale Parco. La protesta viene attuata con una certa frequenza. Nei prossimi giorni i componenti del no alla metro, sì al viale, saranno a Corso Mazzini per proseguire la raccolta di firme, in attesa che venga accolta la richiesta di incontro inoltrata nel mese scorso al prefetto Galeone.